Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle fedelissime Sibille. Siamo all'appuntamento del lunedì. Con questo appuntamento iniziamo gli incontri settimanali con le dirette. Vi ricordo gli appuntamenti, dunque lunedì e venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube, qui appunto da dove trasmetto questa sera, e mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque mi raccomando, segnatevi questi appuntamenti, trovate mezz'ora di tempo da trascorrere in nostra compagnia e appunto ci facciamo appunto un po' di compagnia in queste serate. Prima di cominciare a rispondervi, vi dico le solite cose ormai per gli abitué del canale, ma per i nuovi sono le indicazioni appunto di cosa mi aspetto e quello che occorre per darvi una risposta. Vi ricordo dunque di scrivere il vostro nome e la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro, il nome e la data di nascita eventualmente della persona per cui mi chiedete di controllare. Dunque, detto questo, è importante, niente domande generiche, possibilmente articolate e formulate bene la domanda, perché è proprio nella domanda la chiave di interpretazione e di lettura delle sibille. Più siete specifici, più sono in grado di darvi delle risposte quantomeno attinenti o più realistiche. Bene, detto questo, vi ricordo che siamo presenti su Facebook, e quando dico siamo intendo il Marietto Veneziano ed io, nei gruppi I Casti Sacerdotali e nel gruppo anche Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Ovviamente abbiamo anche questi due canali YouTube, il mio da dove vi trasmetto in questa diretta, e il canale YouTube Marietto Veneziano, appunto, che reca il suo nome. Nei nostri canali abbiamo condiviso moltissime informazioni, insegnamenti di radiestesia, radionica, tarologia, ermetismo, cabala, astrologia antica anche nel mio caso. Dunque andate a spulciare il canale, nelle playlist troverete anche una sezione dedicata a rituali semplici che potrete fare, e ormai direi che ce n'è già qualcuno per un po' tutti gli argomenti clou della nostra vita. Benissimo. Ultimo, ma non meno importante, il sito ilcapitano.altervista.org, da dove distribuiamo da anni i circuiti radionici in modo totalmente gratuito. Il Marietto ha messo online il sito intorno al 2015, Marietto? Ormai sono 6 anni che il sito ilcapitano.altervista.org distribuisce gratuitamente radionica, dunque troverete molte dispense con spiegazioni dei circuiti. Vi ricordo comunque che le spiegazioni sono state date anche sui nostri canali YouTube, nelle playlist dedicate appunto alla radionica, alla radiestesia, e siamo comunque disponibili in privato a pagamento, 20 euro per un consulto di 45 minuti per rispondere alle vostre domande. Dunque, se siete interessati ad approfondimenti oppure desiderate risposte o addirittura intraprendere un percorso di formazione individuale, potete sempre contattarci e organizzare appunto il vostro percorso insieme a noi. Benissimo, detto questo direi di cominciare con i saluti e cominciare con le risposte. Allora, buonasera Laura, buonasera Felix, buonasera Perla, buonasera Pierluca, buonasera Rosa, buonasera Nella, buonasera Miri, buonasera Sandy, buonasera Cassiopea, buonasera Federica, buonasera Francesco, buonasera Barbara, buonasera Chiara, buonasera Claudia. Grazie, tra l'altro mi ha fatto un bel complimento, grazie, fa sempre piacere. Buonasera Rosa, buonasera Simona, buonasera Marietto, buonasera Ridiamo con Jenny, buonasera Cassiopea, forse ti avevo salutato, viva l'Italia, sì, sono d'accordo. Allora, benissimo, cominciamo subito con Laura, 12 gennaio 80,
perché Luca 18 febbraio 75 vuole tornare con me? Grazie. Salute! Abbiamo il Marietto alla regia. Allora, vediamo perché Luca, perdonami Francesco, perché Luca vuole tornare con Laura. Vediamo le motivazioni di Luca. Ma allora, il taglio sembrerebbe dire che il suo desiderio di tornare con te intanto è molto intenso ed è spinto da nobili intenti e che probabilmente vorrebbe portare il vostro rapporto a un altro livello, un livello di ufficializzazione. Dunque, o lo fa perché teme che eventuali rivali possano portarti via, o perché comunque ha capito che questo rapporto con te lo rende comunque orgoglioso, lo rende, cioè gli dà delle soddisfazioni, in ogni caso sembrerebbe interessato a qualcosa di importante. Vediamo però cosa dicono le sibille e cosa allora, rispondiamo a perché Luca vuole tornare da Laura. Allora, dunque, l'amante, l'artista, viaggio, domestico, donna maritata. Dunque, qui c'è una situazione nel passato un po' particolare. Sembrerebbe che comunque un qualcosa, io adesso non so quando tu dici tornare, da quant'è che non siete insieme, il motivo per cui non siete più insieme, chiaramente perché lui vuole tornare da te risponde a questo, no? Giustamente questa stesa risponde a questa domanda, ma sembra che a un certo punto lui abbia provato una specie di disinteresse per una persona da cui poi si è allontanato. Una persona, qui non riesco, non so dirti se sei tu o qualcun'altra che lui nel frattempo ha frequentato, anche perché a parte le indicazioni che mi hai dato, non so assolutamente nulla, dunque vedo alcune figure e provo a dirti chi potrebbero essere o che ruolo hanno giocato nella vicenda. Dunque, o ad allontanarsi a suo tempo è stato lui, oppure possibilmente sei stata tu attirata da qualche altra persona, magari un superiore nell'ambito lavorativo, oppure qualcuno che comunque aveva un certo carisma, un certo charme, un savoir-faire, dunque qualcuno ambito. E potrebbe anche essere che sia questo Luca comunque che per queste motivazioni che si è allontanato da te, perché probabilmente aveva, come dire, più attenzioni o più gratificazioni dall'entourage o dalle altre persone piuttosto che da te, con la quale si sentiva comunque, non dico quasi un fratello, oppure un po' subordinato, ecco. Questo è un po', potrebbero essere le indicazioni di quello che è avvenuto, ma andiamo a rispondere al perché ora torna. Deve aver avuto delle informazioni nella cerchia delle vostre amicizie, qualcuno che conoscete in comune, che potrebbe avergli riportato delle notizie che lo hanno turbato o che lo hanno ingelosito. In effetti al taglio compariva il pavone e quando compare la carta della superbia c'è comunque della rivalità, questioni di orgoglio. Potrebbe essere una delle motivazioni per cui comunque ha deciso di cambiare la sua posizione distaccata, fredda, che probabilmente ha mantenuto fino a qualche tempo fa. Dunque già qualcosa lo ha mosso,
probabilmente facendolo anche ragionare, facendogli capire con la carta del sacerdote qual era la cosa più giusta da fare. Diciamo che lui ha delle aspettative nei confronti del futuro, ha dei progetti con te, ma sono progetti che poi sono destinati un attimo ad arenarsi, a bloccarsi, oppure perché vive questi progetti a livello mentale in modo molto positivo, ma poi nel momento in cui sono da attuare sente dei freni, delle resistenze interiori. Potrebbe anche indicare che, vista la contiguità di queste 2 carte, magari uno dei suoi desideri è diventare padre, o che la paternità in generale o che un'idea di una gravidanza sia desiderata sia temuta, perché comunque abbiamo qualche situazione un po' particolare che sembra venire in futuro. Dunque, magari lui vorrebbe, chissà, accarezza l'idea di un figlio, di una gravidanza, però poi non è detto che sia poi accettata o sia poi così semplice. In ogni caso, consonante sorpresa è una carta comunque positiva. È chiaro che lui ha un'idea precisa e pensa che con te, tornando con te, può realizzare alcune delle cose che sogna e che desidera. Come vedi, Messaggero Casa Mercante Costanza dice che comunque la sua scelta, il suo tornare alla ribalta sono legate non solo a quella consapevolezza di benessere e di familiarità con te, ma anche di come non del tutto disinteressato si sia reso conto di che donna valida sei e dell'opportunità che sprecherebbe non tornando con te. Dunque, diciamo che è anche un uomo che sa farsi i suoi conti e le sue valutazioni. Okay. Benissimo, abbiamo risposto Laura, ora vediamo la prossima domanda di Felix. Anna, 3 luglio 90, mia cugina Veronica, 7 settembre 70, verrà a trovarmi per le vacanze, verrà a trovarmi per le vacanze. Posso fidarmi di lei? Beh, ha 20 anni in più, potrebbe essere, non dico una mamma, mia mamma ha 20 anni più di me, per esempio. Potrebbe, vediamo la cugina Veronica nei confronti di Anna. Allora, è un taglio un po' ambiguo ogni volta che compare una figura impegnativa come la figura del ladro, oppure il mercante, o altre situazioni, o la carta della falsità, per esempio. Comunque sono carte di avviso, no? Ci mettono in guardia e ci dicono attenzione, perché attenzione in modi diversi. Uno perché potrebbe essere un approfittatore, opportunista, un altro un calcolatore, in questo caso qualcuno che magari spera in vantaggi che ovviamente non ha comunicato, no? E dunque vantaggi che può raccogliere in un momento di distrazione, ma può anche indicare, essendo insieme alla carta del messaggero, che queste cose insomma sono, cioè che questa persona è portatrice di novità di qualche tipo, però non novità alla luce del sole, ma qualche aspetto che può avere, come dire, delle insidie. Vediamo però. Allora,
Vediamo un po' per Anna, dunque, la venuta della zia Veronica. Diciamo che è comunque un piacere, forse già in passato era stata a farti visita e, vedi che magari vi siete anche tenute in contatto per un po', o saltuariamente di tanto in tanto comunque, vi siete sentite, ma poi vedi, prigione, malinconia, dunque deve essere successo qualcosa che in qualche modo ha un po' bloccato, quello che era il vostro tenervi in contatto. Devo dire che la tua cugina Veronica sta attraversando un momento di sofferenza. La sua venuta dunque non è totalmente disinteressata e probabilmente spera in qualche cambio, anche solo qualche novità, qualcosa che dia una sferzata positiva alla sua vita. Dunque, magari a modo suo, come vedi, sai, gelosia, vedovo, è una situazione dove o è stata vittima di violenze psicologiche o di situazioni molto pesanti che hanno gravato sulla sua, salute psicofisica, diciamo così, e magari oppure addirittura un periodo dove è turbata da un senso di solitudine che continua, e perdura nel tempo. Dunque c'è una situazione non facile, il devi fare un po' attenzione chiaramente, perché sembra una persona che, in fondo abbia bisogno di svaghi, ma ha come dire, anche un'indole particolare, rigida talvolta, un po' timida, oppure cioè un po' particolare, okay, è chiaro che soffre la solitudine. Poi non è detto che lo esterni dicendo: "Mi sento sola". Ci sono persone che soffrono la solitudine e fanno come si dice, un'incetta, un'impanciata di vita sociale, proprio perché se stessero da soli a casa soffrirebbero tantissimo. Dunque non so quale delle 2 modalità rispecchia il senso di solitudine che vive tua cugina, però c'è qualcosa in lei e magari spera nella cugina più giovane per una botta di vita. Però sembra anche che sia possibile che comunque, nonostante venga a trovarti poi, voglia un po' farsi i fatti suoi. Dunque, ehm, qua dipenderà un pochettino da che tipo di aspettative hai tu e cosa ti aspetti che faccia tua cugina. Probabilmente qualcosa un po' ti deluderà. È come se, foste un po' distanti, come se tu cogliessi nelle sue parole o nelle vostre conversazioni comunque una lontananza. Non siete più tanto in sintonia, anche se tu ti aspettavi delle cose diverse. Vedi che c'è la carta delle aspettative in ogni caso, no? Leggerezza, morte, constante sorpresa. Comunque sarà un momento così, leggero, forse certe cose si metteranno a posto nella giusta prospettiva, perché comunque constante sorpresa è una carta di realizzazione. Potrebbe esserci, diciamo così, il primo assestamento, no, con una persona che magari non senti da un po' e magari c'è un po' di rigidità, no, considera anche il periodo particolare da cui proviene. Comunque, giovane fanciulla, disgrazia, donna di servizio, vecchia signora. Fai attenzione perché potresti sentirti usata da questa persona. Mh. Okay, dunque, magari potresti vivere una delusione perché speravi invece di condividere delle cose con lei, di poterti confrontare. Diciamo che, non è proprio eccellente come esito. Vabbè.
Passiamo alla terza domanda. Vediamo di chi è la terza domanda. Nella. Nella, ma io ti ho risposto su sto Raffaele non so quante volte. Allora o cambi domanda. Ma allora, vediamo un po'. Ti rispondo con 5 carte. Ricordatevi di non essere ridondanti, magari voi non vi rendete conto che io vi rispondo, perché iniziate a guardare la diretta, poi giustamente non ho pretese che stiate tutto il tempo in mia compagnia a sentire che rispondo per altre persone, però provate a dare uno sguardo a vedere se ho risposto a voi, altrimenti finisce che mi trovo, perché voi sapete che dovete venire presto, mi trovo sempre le stesse domande a cui io rispondo e mi rendo conto di 2 cose: o che non avete guardato la risposta o che siete ridondanti e che dunque avete bisogno di sentirvelo dire 1.000.000 di volte per tranquillizzarvi. Dunque non so quale delle 2 opzioni, magari ce n'è anche una terza, una quarta, però 5 carte. Raffaele ricontatterà Nella, Raffaele 26 settembre 70, Nella 15 febbraio 74. Beh sì, sembrerebbe proprio che anche se magari in modo così, con leggerezza o con una scusa o in modo comunque che sottende ancora un'attrazione, ti ricontatta lui, sì. Vediamo le 5 carte. Senti, qua è molto particolare la stesa, vengono tutte carte personaggio che non necessariamente si riferiscono a una persona o a persone diverse, alcune possono inquadrare più una situazione e dunque sì che lui ti ricontatta, però la mia sensazione è che ci sia dietro tutta una cosa calcolata e che comunque starà nell'ambito della segretezza. Dunque io non so che tipo di rapporto, non me lo ricordo, magari in passato mi hai già fatto delle domande sulla situazione, ma non posso ricordarmi di tutti, ti posso dire però che non è del tutto affidabile. Dunque, se anche ti ricontatta potrebbe magari farlo perché desidera ottenere delle cose in questo momento, ma non è detto che poi sia disposto a proseguire o se ancora lo farà poi in seguito. Dunque, magari ha solo bisogno di soddisfare alcune pulsioni, oppure è un ricontatto calcolato che però nasconde delle cose. Attenta. Allora, vediamo un pochettino Sandy. Sandra, 19 febbraio 69, David, 23 agosto 82, ci sarà un incontro a breve. Mi raccomando, io ve lo dico di nuovo, lo dico ancora. Sono domande che io ho già letto, probabilmente ho già risposto, magari semplicemente mi ricordo solo di averla letta e non ho fatto in tempo a rispondere. Mi raccomando però, se mi fate la domanda, abbiate l'accortezza di vedere se vi ho risposto o meno, così da non scrivere sempre le stesse domande. Vediamo un pochettino, comunque non sono sicura di aver risposto sempre. Allora, 19 febbraio 69, David, 23 agosto 82, se ci sarà un incontro. Ma allora, sembrerebbe comunque dal taglio che qualcosa ci sia. Allora, ma dunque, io non so se già
vi eravate incontrati in passato, perché comunque casa, riunione, fortuna, sembra che già un qualcosa abbia avuto inizio nel passato, dunque o è stato il vostro un incontro particolare che non si è mai, come dire, manifestato da un punto di vista fisico, dunque magari un incontro virtuale e che è rimasto così nel tempo, però non c'è la carta dell'indicazione delle cose virtuali. Però mettiamo che non lo escludo, vista la tipologia di carte, potrebbe anche indicare comunque che il vostro sia stato un sentire quasi di ritrovare qualcosa di un passato, di qualche altra vita. Comunque c'è qualcosa di intenso, di forte, che però si è bloccato, cioè già in passato era si era avviata qualcosa che poi ha ricevuto uno stop, un fermo. Adesso sembrerebbe proprio che ti darà una bella notizia dicendoti appunto che questo incontro è realizzabile. Lo vedo proprio darti questa notizia che in fondo risponde, vedi, con la consonante sorpresa e la gran consolazione, ti renderà felice e comunque ti sembrerà finalmente di realizzare qualcosa. Nel prossimo periodo vedi allegrezza al cuore, allegria, imeneo mercante. Comunque alcune delle sue proposte, delle sue iniziative saranno tra il flirt e la possibilità che lui proietti qualche opzione per il futuro, mettiamola giù così, come se calcolasse o meditasse rispetto a una trattativa, un qualcosa che si può concordare, un nuovo inizio, qualcosa di però calcolato, attenzione. Cos'altro dicono poi? Fedeltà, artista, morte. Dunque, seppur c'è un sentimento e che nel prossimo periodo, nel prossimo futuro sembrerà esserci e manifestarsi in modo più intenso, eh, però, cioè dunque, man mano che cresce il sentimento, man mano cresce qualcosa in lui, come se si distaccasse contemporaneamente, come se in fondo lui ricevesse già delle gratificazioni dal tuo sentimento nei suoi confronti e questo lo fa sentire, come dire, non solo importante, ma anche la possibilità comunque che sia curioso e ambito da altre o verso altre persone o figure. Non compaiono qui, però compare un inizio di un cambiamento. Dunque, a un certo punto tutto il suo coinvolgimento sembrerà cambiare. Cambiare come non dico dall'oggi al domani, ma cambiare in modo radicale. Cosa dice l'esito? Denaro, lettera, giovane fanciulla, amante. Dunque, anche se io vedo che comunque l'incontro possibilmente ci sarà, tutti gli sviluppi che seguiranno all'incontro comunque sono destinati a cambiare. Perché? Denaro, lettera, giovane fanciulla, amante. Subentra la conoscenza con un'altra persona, una ragazza più giovane. Dunque, o questa ragazza c'è già e lui comunque per venire a incontrarti mette da parte questa persona e ti promette delle cose, ti dice delle cose che però non sono destinate a cambiare, oppure se questa persona ancora non c'è, ma è qualcuna con cui già nel tempo si era scritto delle volte, devi considerare che poi lo vedo coinvolgersi con quest'altra persona. Allora, vediamo ancora la domanda di Rosa. Volevo sapere se ero vittima di attacchi di rituali esoterici o cose simili, 15 luglio 73. Ok, per questo ti rispondo con 5 carte, tanto è una domanda abbastanza chiara. Vediamo un po'.
cosa. Allora, premesso che non è né un sì né un no al taglio, però se vogliamo vederla da una prospettiva occulta, visto che mi parli di rituali esoterici, allora possiamo interpretare il domestico, essendo una figura al servizio, da una prospettiva esoterica, una persona al servizio è un iniziando, cioè qualcuno che comincia un praticantato e dunque potrebbe essere qualcuno che magari è alle prime armi con queste pratiche e dunque è possibile che intendesse portarti degli ostacoli, della confusione, delle difficoltà. Considera che le stiamo leggendo con un'interpretazione più esoterica, vista la qualità della tua domanda. In ogni caso, potrebbero provenire delle cose, diciamo un certo tipo di confusione, da parte di un uomo giovane comunque, entro la quarantina. Vediamo però cosa dicono le 5 carte. Allora, è possibile che alcuni attacchi, più che veri e propri rituali, siano stati dati da parecchia negatività prodotta da rivalità, invidie, gelosie nei tuoi confronti e che comunque non c'è niente di pesantissimo. Probabilmente la persona che ti attaccava, tra virgolette, non era tanto forte, ok? Perché non vedo grosse difficoltà, più cioè non vedo neanche grosse capacità. C'è comunque la carta del Gran Signore, ma lo vedi che c'è anche la falsità, dunque non sono carte, cioè non c'è la morte, non c'è il vedovo, non ci sono le carte vere e proprie degli attacchi occulti, non c'è il militare, dunque ci sono delle gelosie di una persona lontana, ok? Che però si maschera bene, dunque sembrava invece una persona molto disponibile nei tuoi confronti. Mm, Però ecco, non ci sono cose pesantissime, almeno non a questa, non in questa stesa. Vi ricordo comunque che certi argomenti o che certe circostanze, a meno che fosse una curiosità di qualcosa che hai già superato nel tempo, sarebbe opportuno approfondirle durante un consulto, dove abbiamo la possibilità di vedere molte più cose con più strumenti. Bene, vediamo un pochettino. L'ultima domanda, Cassiopea. Ciao Ilde Marietto, nuova conoscenza. Vincenzo, 16 aprile 60, cosa prova per Katia, 28 febbraio 75. Allora, vediamo un pochettino. Vincenzo, 16 aprile 60, cosa prova per Katia, 28 febbraio del 70. Al momento le premesse del taglio sembrano molto buone. Abbiamo infatti riunione e costanza. Riunione sembra quasi che comunque ci sia stato un precedente interesse, magari non è detto che l'abbia mai manifestato, però sono comunque carte molto interessanti. Come taglio direi che è molto positivo. Allora vogliamo sapere cosa prova Vincenzo per Katia. Allora, questa cosa ha un po' stentato all'inizio,
mi dice morte, belvedere, dunque, un qualche cambiamento, una qualche situazione che è andata a chiudersi ha generato, come dire, un momento di attesa, un'attesa o un qualcosa di positivo che riguardava comunque il futuro, come una possibilità, un'aspettativa verso il futuro, che però parte da un ascolto, un'amicizia, una conoscenza e dunque diciamo che inizialmente è nata più così e poi si è un pochino bloccata. Ora devo dire che lui è un po' non è cioè è una nuova conoscenza, come hai detto tu, non è che ti posso dire che già è innamorato cotto di te, perché comunque questa persona, ehm, ha delle situazioni un po' particolari. Non dico che abbia qualcun altro, perché compare una nemica e non è che si può interpretare come qualcuno di positivo, però lui ha ancora dei turbamenti e cerca ancora delle soluzioni riguardo questa figura. Dunque, forse il suo grado di coinvolgimento è direttamente proporzionale alle problematiche che ha con questa persona e che deve chiudere, cioè vedi che lui cerca delle soluzioni. Nel prossimo periodo però, guarda, leggerezza, amatrice, fortuna. È chiaro che tutto quello che adesso ancora è incerto e su cui ancora lui sta pensando, sta valutando se lasciarsi andare oppure no, se corre un pericolo oppure no, nel prossimo periodo però prevarrà una passione molto importante e chiaramente anche molto positiva nei tuoi confronti. Giovane fanciulla, amante, allegrezza al cuore, dunque questo flirt, questa situazione crescerà al pari del suo coinvolgimento. Diciamo che non viene fuori un vero e proprio sentimento in questo momento, perché ha dei pensieri che poi riuscirà in qualche modo a superare e a farsi coinvolgere di più. Ma sempre vedi conversazioni deliranti con sonte sorpresa speranza, dovrà superare alcune resistenze o alcune incomprensioni che magari in certe circostanze avete al dialogo e questo superamento comunque porta delle buone aperture per il futuro, okay, dunque in certe occasioni sembra che non vi capiate o lui ha la sensazione di non capirti sempre del tutto, oppure ha piacere a stare in tua compagnia. Comunque abbiamo visto che c'è un crescendo, ma che si parte un pochettino col freno tirato. Benissimo. Io vi ringrazio per aver trascorso questo tempo con me, in mia compagnia. Noi ci ritroviamo mercoledì alle 21 sul canale YouTube di Marietto Veneziano, dunque cercate Marietto Veneziano su YouTube, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al suo canale, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi anche al mio canale YouTube, così potrete commentare in diretta, farmi delle domande. Io comunque resto a disposizione per consulti privati a pagamento, il prezzo di un consulto è 20 €, la durata 45 minuti, potete contattarmi al 347 8702 622. Grazie tantissimo di cuore e ci ritroviamo mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Buonanotte.